Anche oggi sono qui con la bacchetta magica per Valore G, ma non sono in un'azienda, sono in un ristorante ai Porteghi di Padova e vogliamo capire come anche loro attraggano e trattengono i giovani che lavorano all'interno. Ciao Matteo e grazie di accoglierci nel tuo ristorante. Ciao a te e grazie per essere venuta a trovarci. Come a tutti do anche a te la bacchetta magica in mano per chiederti qual è la tua bacchetta magica, un po' lo stratagemma che stai utilizzando, che hai utilizzato per attrarre e trattenere i giovani. Allora, io sono un giovane cuoco, ho appena 35 anni, ho fatto tante esperienze nel mondo e cerco di attrarre le persone cercando di avere degli orari più umani possibili, quindi siamo chiusi la domenica e il lunedì, quindi 2 giorni attaccati per permettere un weekend di vita privata alle persone che lavorano in questo ambiente, in questo ristorante. Siamo tutti molto giovani, io sono il più vecchio appunto, poi i miei colleghi hanno tutti tra i 25 e i 30 anni massimo. Cerchiamo di collegare anche un po' le passioni che ognuno ha e mettere del proprio all'interno di questa attività. Da quanto lavori qui? A luglio ormai sono 5 anni che sono qui, sono stabili, diciamo, i primi e secondi dei 5 anni e quindi E come ci sei arrivato qui? ho fatto un lungo percorso in giro per l'Italia, ho lavorato in Piemonte, ho lavorato anche diciamo, su un altopiano d'Asiago e dopo ho deciso di crescere, buttarmi e andare in una città grande, quindi ho scelto Padova. Ma tu da dove vieni? Io sono da Vicenza. In questo momento mi sto occupando della sala, quindi dell'accoglienza, prendo le comande, ho la possibilità di occuparmi dei vini, quindi consigliare, suggerire qualche bottiglia in particolare o qualche calice e spesso mi capita di occuparmi anche dei conti, quindi di far quadrare tutto quanto. Quindi metti insieme tutto il tuo percorso Esattamente, così. esattamente. Noi siamo circa 7 persone tra sala e cucina e siamo suddivisi tra varie partite, vari ranghi, c'è chi si occupa del vino, chi si occupa della cucina tra i primi e i secondi, antipasti, io mi occupo un po' di tutto, dagli acquisti e ovviamente alla formazione del personale e alla gestione di questo posto. Quando è partito il tuo progetto? Allora, il progetto è partito nel 2019, dopo il rientro in Italia dall'estero, ho fatto una breve esperienza a Calandre, ma il mio obiettivo era aprire un'attività in proprio. Ho cercato abbastanza tra Padova e Vicenza, questo posto era nelle dimensioni e nelle mie corde e quindi mi sono affezionato alla mia città d'origine a cui sono molto legato. Ce lo fai vedere anche il ristorante? Prego. Il mondo della ristorazione è un po' particolare, lo sappiamo perché appunto ha degli orari particolari, quindi quanti per attrarre appunto i giovani, che cosa cercate di fare? Da dove li pigliate nel vero senso della parola? Cerchiamo innanzitutto di rispettare gli orari ovviamente per avere il giusto tempo tra vita privata e vita lavorativa, poi cerchiamo sempre di cambiare il menù e di cercare anche di fare delle uscite, quindi in cantina, da qualche produttore, in modo tale da ampliare anche il proprio bagaglio culturale, quindi anche la ricerca e lo sviluppo continuo dovrebbe far sì che un giovane sia attratto da questo lavoro perché non è un lavoro statico ma è un lavoro in movimento. Cos'è che ti dicono i giovani quando vengono qua o se ti fanno delle richieste particolari? Beh, innanzitutto mi chiedono se è facile o difficile questo lavoro, al che non c'è una risposta definitiva perché dipende, è una cosa soggettiva, c'è chi lo trova molto semplice e chi lo trova molto difficile. È un lavoro a tutto tondo in cui gioca sia la psicologia, bisogna sapere un po' le lingue, bisogna conoscere tante culture e tanti modi di fare differenti. Cosa ti piace e cosa ti piace un po' di meno? Allora sicuramente una delle cose che mi piacciono di più di questo lavoro è sicuramente il contatto col pubblico, quindi avere la possibilità di raccontarsi e avere la possibilità di esprimere un qualcosa e avere la possibilità anche di intraprendere, di imparare dalle persone che si incontrano. E la cosa forse che piace un po' di meno sono forse i turni a volte un po' impegnativi perché non si sa mai, si sa quando si inizia ma spesso non si sa quando si finisce, però
ecco, sicuramente viene compensata questa cosa da molti altri aspetti positivi. Un'altra cosa importante proprio per la conciliazione lavoro-famiglia è che voi siete chiusi più che altro nelle feste anche. Sì, è una decisione soprattutto del titolare, ma comunque che abbiamo preso insieme, perché abbiamo notato che anche se stiamo chiusi, diciamo, le festività, quindi Natale e il 26 o magari il primo dell'anno o Epifania e così Pasqua, Pasquetta, riusciamo a conciliare sì la vita privata, però è anche, diciamo, uno stimolo in più per lavorare meglio, perché comunque, diciamo, si lavora tanto durante l'anno, però alcune festività le facciamo anche a casa. Avete un contatto diretto con le scuole? Sì, trattiamo principalmente con l'ADF, abbiamo avuto qualche rapporto con Pietro D'Abano e adesso abbiamo in essere uno stage con l'ITS, che è un'accademia di cucina professionalizzante, quindi dà uno sbocco maggiore e una maggiore specificità a questo tipo di lavoro, quindi l'accoglienza, come trattare i clienti e come approcciarsi appunto a questo mondo. Gli ITS forse sono una risposta perché sono professionalizzanti un po' di più? Sì, secondo me è una scelta di vita. Le persone che scelgono l'ITS capiscono che è il loro ambiente lavorativo, quindi lo fanno per diversi anni, mentre l'istituto alberghiero magari è una scelta fatta un po' prematura all'inizio, quando uno non ha ancora le idee molto chiare, e poi può essere che cambi idea, cambi un po' la mentalità in base anche agli ambienti in cui lavora. Ci sono ambienti negativi in cui ovviamente uno ti fa cambiare idea su quello che è stato il tuo approccio iniziale alla scuola e di conseguenza non ti permette poi di avere la carriera, di proseguire. Mentre l'ITS ti dà un'impronta precisa su ciò che vuoi fare e ti fa capire i valori di questo lavoro. Io vengo da Verona e quindi principalmente più specificatamente dal Lago di Garda e diciamo ho intrapreso questo percorso ITS, quindi di master post diploma, e sono dei percorsi formativi di 2 anni e ogni anno prevede un periodo di stage di all'incirca 2 mesi e mezzo, e quest'anno ho avuto la fortuna, l'opportunità di svolgere questo periodo qua ai Porti di Bistro da Matteo. Tu hai fatto un percorso che non c'entrava quasi nulla con quello che stai facendo, è così? Esattamente. Io vengo diciamo da una scuola, da un tecnico, quindi da un istituto tecnico, e diciamo la vecchia ragioneria, quindi ho fatto più la parte economica, però da quando ho 16 anni ho sempre lavorato nel mondo della ristorazione, nel mondo alberghiero, e quindi mi è sempre, diciamo, interessato quel lato lì del lavoro, e per cui una volta finito, diciamo, con la maturità ho deciso di intraprendere questo secondo percorso formativo. Quanto hai fatto, 2 mesi più o meno? E 2 mesi e mezzo, sì. E adesso che cosa hai deciso di fare? O cosa devi fare? Allora, diciamo, adesso sto per terminare, diciamo, il mio percorso qua e tornerò sul Lago di Garda per svolgere per l'appunto un'altra stagione. Una volta finito il percorso, diciamo, formativo tramite ITS, avrei, diciamo, il sogno di cominciare a partire, vedere un po' il mondo e lavorare un po' in questo settore nei vari paesi. È un lavoro che se dai tanto ti dà tanto, e anche e soprattutto le scuole, diciamo, che fanno un po' di terrore psicologico alcune volte, perché ti vengono a dire che fuori da scuola è tutto peggio. In realtà, secondo me, io vivendo quello che scuola mia mi ha formato, ho imparato molto di più sul campo. Io ho l'energia giusta per riuscire a sopperire a volte anche un po' alle negatività di questo ambiente, però cerco sempre di motivare con l'ottimismo e di non farsi mai abbattere dalle difficoltà che possono esserci in tutti i lavori e dalla vita, e di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, perché tutta la vita ci riserva sempre delle sorprese, ma è sempre bello reagire e proseguire con positività ed energia. Diciamo che i ragazzi di oggi, non tutti per carità, però alcuni non hanno le idee molto chiare su ciò che vogliono fare della propria vita. Specie più giovani si interfacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, quindi trovano difficoltoso
gli orari serali per esempio il sabato, o interfacciarsi con un cliente estero, quindi bisogna conoscere un po' la lingua. Quindi lì è una questione di mettersi in gioco, studiare anche un po' per la propria identità personale, diverse lingue, almeno l'inglese, e questo è un bagaglio personale più che lavorativo, perché uno quando sa una lingua la può usare anche quando va in vacanza, per esempio, non è solo una cosa lavorativa. Ti hai chiesto qualcosa, Matteo, quando sei arrivato, delle specifiche, vorrei fare questo, no, non voglio questo? Ma allora io mi sono messo a disposizione un po' per tutto, appunto perché comunque conosco il tipo di settore, quello che prevede questo tipo di lavoro, e per cui ho fatto delle richieste specifiche, avevo piacere di approfondire la parte vini e infatti così è stato e questo mi ha fatto molto piacere, e per il resto è andato tutto molto bene. Non hai fatto richieste, voglio lavorare da, non voglio lavorare No, qui? quello assolutamente no. Ti sei buttato nell'esperienza. Ho detto mi metto in gioco, do la mia disponibilità, sono qua anche per questo e quindi... Non è neanche discorso di aver voglia di comunque mettersi in gioco in questo lavoro, è avere la passione, perché in realtà se tu hai passione questo lavoro ce l'hai dentro, perché è difficile, so che è un lavoro difficile perché comunque uno si ha vita privata, o almeno qua per fortuna riusciamo a averlo, essendo chiusi sabato e domenica e lunedì, scusi, e quindi è un'attrattiva anche secondo me per i giovani, però ovviamente ci sono i suoi pro e i suoi contro. Perché ti piace stare qui? Beh, ci sono tanti motivi, ma soprattutto perché con Matteo durante i cambi menù, se ho un'idea lui l'ascolta e in altri posti invece mi cercavano di mettermi in ombra. Mentre qua si lavora sul piatto, si fanno prove, si fa ricerca, si va in cantina, perché dopo comunque anche la carta vini. Cosa dici? Qual è il consiglio che dai loro? Io cerco sempre di spingere appunto le persone ad imparare qualcosa che poi sarà utile anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, anche come bagaglio personale, con la fidanzata, un moroso, tutto quello che uno vuole, perché il lavoro è fine a se stesso, il lavoro inizia e può finire, mentre la vita va avanti. Sicuramente il tipo di ambiente fa molto, quindi avere delle persone con cui si ha un bel rapporto, soprattutto sul lavoro, è molto importante, perché per l'appunto si spende la maggior parte delle ore di una giornata all'interno del posto di lavoro, per cui quello forse è una cosa molto importante. Vorresti rimanere qui? Hai un'idea di che cosa vuoi fare, tra virgolette, da grande, senza farlo sapere a Matteo? No, beh, ovviamente il sogno di tutti, ovviamente di chi fa il cuoco, prima o poi è di buttarsi in qualcosa di proprio. Però intanto mi sento giovane, mi sento ancora, ho alcune lacune ovviamente da sopperire, però sì, chissà, in un futuro si potrebbe già pensare a un'attività. Io sono innamorato della mia terra, quindi del lago di Garda, e un domani a me piacerebbe molto avere la possibilità di aprire un mio ristorante, quindi lì sul lago di Garda ho già in mente una piccola idea e ecco, questo sarebbe un po' il mio sogno. Quindi diciamo avere la possibilità di accumulare il più possibile e per poi appunto metterlo a servizio delle persone. In bocca al lupo per il tuo progetto. Grazie mille.